E la regione Friuli Venezia Giulia rappresenta per noi una realtà che deve poter svolgere anche il ruolo di ambasciatore nei confronti dei paesi che sono più vicini a questo territorio. Il Friuli Venezia Giulia, regione ambasciatrice per i rapporti dell'Italia con la Serbia, è un'investitura ufficiale, quella del ministro degli esteri Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa a margine del forum andato in scena nel centro congressi di Porto Vivo, che ha messo in luce i rapporti economici fra i due paesi alla presenza del primo ministro serbo Miloš Vučević. Non solo l'interscambio commerciale, il ruolo chiave del porto di Trieste e la presenza nel capoluogo giuliano di una comunità serba radicata e storica, ma nella conferenza stampa il titolare della Farnesina ha annunciato anche una nomina ad hoc. Ecco perché ho deciso anche di assegnare un diplomatico che possa fare il consigliere diplomatico della regione Friuli Venezia Giulia, perché possa questa regione essere protagonista della diplomazia economica del nostro Paese, con particolare attenzione ai Balcani occidentali. Un incontro, quello votato alla collaborazione imprenditoriale tra i due paesi e alla transizione verde, che ha visto chiudersi con la firma di importanti accordi sul fronte economico alla presenza di player cruciali dell'economia del nord-est italiano. Firmeremo alcuni accordi che prevedono investimenti di Cassa Depositi e Prestiti e delle altre società che favoriscono la presenza italiana in Serbia, per sostenere iniziative serbe che possono poi favorire l'ingresso di nuove imprese italiane. Volano determinante per l'ulteriore sviluppo dei rapporti sull'asse Roma, Trieste e Belgrado e l'ingresso della Serbia in Europa. Il governo in questo senso ha garantito l'impegno ad anticipare l'allargamento dell'Unione. E l'Italia lavorerà affinché questo accada, che l'adesione piena all'Unione Europea della Serbia possa avvenire prima del 2030. Perché senza i paesi dei Balcani occidentali, a prescindere dal fatto come li vediamo, non voglio adesso toccare l'argomento del Kosovo e Metohija, non è chiusa la storia europea. Senza dunque i paesi di questa regione la stessa Europa non è completa.